tua vita così sarà. Oggi siamo a casa del Teatro Dall'Armadio a presentare Canti di tutte storie. Un CD con le parole di Bruno Tognolini e la musica di Antonello Murgia e le voci di Fabio Marceddu e Maria Loi. E inoltre le illustrazioni di Ignazio Fulchesio. Chiediamo proprio ad Antonello e a Fabio di dirci qualcosa in più di questo nuovo lavoro. Sempre festa, niente resta e basta. Antonello Murgia, autore delle musiche e produttore di questo lavoro. Come nasce questa avventura? Nasce con una chiamata alle armi di Bruno Tognolini e Fabio Marceddu per il Festival Tutte Storie del 2013. Mi proposi come autore di un possibile inno e di una possibile canzone per il festival, che poi risultò essere un successo, e da allora sono stato confermato la seconda volta e anche il terzo anno, e questo CD io l'ho fortemente voluto perché contenesse il lavoro di questi 3 anni, un lavoro che è stato duro, molto autoprodotto, inventato di sana pianta nei casi in cui non avevo pochi mezzi, perché la prima canzone del festival è suonata da una sola persona, che è il polistrumentista Diego Milia. Come pensi che i bambini prenderanno queste vostre produzioni? Ma i bambini le hanno prese bene queste canzoni, le cantano, sono delle canzoni particolari. Io, se devo essere sincero, ne vado molto fiero, perché dietro c'è un grande lavoro e c'è una grande ispirazione, c'è anche un grande amore per il mondo dell'infanzia, perché se chiudo gli occhi e ricordo quando ero bambino, è proprio ieri, quindi... Ma toglimi una curiosità, come mai hai pensato di coinvolgere Fabio Marceddu in questo progetto? Beh, Fabio Marceddu è stato chiamato prima di me come attore assieme a Maria Loi, e loro sono le voci che cantano, che hanno dato vita a queste canzoni. Sono loro due i protagonisti canori di queste canzoni. Sentiamo questo protagonista canoro, come ha fatto a convincerti? Allora, il co-protagonista, cioè noi fondamentalmente lavoriamo sulla musica come Teatro Dall'Armadio, tutta la nostra produzione, voglio dire, la musica e il teatro convivono, dialogano, quindi quando Tognolini mi ha chiamato insieme a Maria Loi, io ho detto vabbè, a questo punto devo chiamare il maestro Murgia, che anche se non è maestro lo facciamo diventare maestro honoris causa, e nel frattempo, quindi nel momento in cui poi ha abbracciato il progetto, anche farci insegnare a cantare le rime di Tognolini, perché Tognolini scrive una rima che non è neanche facile poi musicalmente, sembra facile, però poi far convivere le rime del maestro Tognolini con le musiche di Antonello, a volte per un attore come me può essere difficile. Invece, grazie comunque al supporto continuo, allo scambio fra Tognolini, Murgia, io sono riuscito anche a cimentarmi in delle marcette la cui facilità iniziale in qualche modo a volte mi ha spaventato, e invece poi altre volte mi ha abbracciato e mi ha condotto verso nuovi universi musicali e sonori. Ti sei divertito in questo lavoro? Moltissimo, mi sono divertito, mi sono lasciato trasportare. La cosa più bella del Festival di Tutte Storie delle canzoni di Antonello è stato aver l'occasione il secondo anno, con sorpresa, di cantare con la banda di Sinai, perché cantare con quasi 50 elementi di fronte a un pubblico di 1000 persone nella piazza Exma, così la chiamo io, penso che tipo vedi Napoli e muori, vedi Tu Vigeddu e muori lo stesso. Cioè, alla fine, cioè, è stata una delle più belle emozioni artisticamente poter lavorare di fronte a un pubblico così vario. Poi le canzoni sono per grandi e per bambini, vanno dai 4 anni ai 100 anni, le cantano, le abbiamo fatte in moltissime occasioni e funzionano molto. E piacciono sia agli adulti che ai bambini, sono proprio delle canzoni apparentemente semplici, però cantabilissime, che scaldano il cuore. Dietro la curva c'è l'infinito, dietro la porta ciò che hai sognato, dietro l'attesa c'è la sorpresa. Sono delle canzoni che funzionano, è in vendita online da ottobre su iTunes, Google Play, altri store, e poi il disco fisico l'abbiamo fatto per le continue richieste, anche nella libreria Tutte Storie, che tra l'altro è co-produttrice di questo disco. Ti senti di fare, immagino di sì, dei ringraziamenti, e a chi?
Sì, allora prima di tutto al maestro, io lo chiamo papà Bruno Tognolini, che con me ha creato un'alchimia, perché io ho sempre lavorato così, io scrivo le musiche e lui scrive ogni sillaba per ogni nota, che è una cosa veramente magica, e la gioia che ti dà questo tipo di lavoro è impagabile. E poi le signore tutte storie che io amo profondamente per la libertà che mi hanno dato, questo è il frutto della loro fiducia, è Jacopo Vannini che l'ha mixato, i musicisti e il maestro Lorenzo Pugeddu. Perfetto. Fabio, tu devi ringraziare qualcuno? Sì, Fulgesu, sicuramente, che è colui che ha curato tutti i disegnetti, e poi vabbè il resto del teatro dall'armadio, che sono Paoletta De Sì, Raffaele Marceddu, e poi soprattutto Luna e Trina, e lei sa perché, Cristina Bocchetta. E poi in qualche modo ricordo che alla fine di ogni nostro spettacolo ne approfittiamo per cantare spesso 2 o 3 canzoni, quindi uno dei veicoli sono proprio le nostre piazze, e sono un modo per farle conoscere, e riscuotono sempre notevole interesse. Se diciamo successo, ce la stiamo suonando, ce la stiamo cantando. Benissimo, tanti complimenti, tanti auguri e alle prossime avventure e Va produzioni. benissimo. Grazie, Grazie. ciao. Ciao. Asibidi.